Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, inizia la settimana che ci porterà sabato alla sfida del Cagliari contro il Como, sabato alle ore 15 alla Unipol Domus, dopo un importante pareggio contro il Parma, esattamente il quinto in trasferta e il nono totale da parte del Cagliari che lo porta a più 6 dalla terzultima posizione, attualmente Cremonese, Lecce, vediamo un po', c'è la Fiorentina giocherà oggi nel posticipo contro l'Udinese, quindi sicuramente un pareggio importante. Ma salutiamo Giuliano, ben trovato Pier Giorgio, buongiorno a voi, buongiorno Mirko, buongiorno Faccia, buon inizio settimana anche a te, buongiorno Domenico, Marco, buongiorno a tutti. Avevo Foloruncio in panca al Fantacalcio 131, peccato, valla a beccare. Il problema è legato essenzialmente al fatto che non sapevamo quale potesse essere il minutaggio da parte di Foloruncio, che ha fatto un gol spettacolare, tra l'altro da un infortunio, da una partita all'altra, con un infortunio di 2 mesi, aveva segnato contro il Verona dove si era infortunato, è ritornato in campo e ha fatto il gran gol a Parma, quindi in teoria sono 2 gol consecutivi. Speriamo insomma che possa avere più minutaggio anche nella sfida contro il Como, ma chiaramente andandoci cauti, perché comunque è importante avere Foloruncio per questo finale di stagione. Buongiorno Daniela, ben trovata. Buongiorno Violetta, ben trovata. Buongiorno Pepi. Buongiorno Fabrizio, ho visto la partita in un pub a Londra con i ragazzi del Cagliari Club di qua, sembrava la Nord, oggi dovrebbe intervistare la Radiolina. Bene, buongiorno Fabrizio, ben trovato. È normale che buongiorno a te, mi dispiace solo che Nicola ha troppo fortuna, sportivamente parlando, per retrocedere, anche se ci spero sempre, ma no, ma adesso al di là di tutto, io penso che bisogna solo pensare esclusivamente al Cagliari, sul resto comunque al di là di tutto non mi pare che Nicola abbia fatto male qua o ci siano dei motivi per cui bisogna sperare che lui retroceda. Ci sono stati altri allenatori peggio da quel punto di vista, però il calcio è bello perché è vario, perché ognuno può pensarla alla sua maniera, però io ragiono sempre sperare la retrocessione altrui, soprattutto di un allenatore che comunque qua ha fatto bene. Ricordiamoci tra l'altro che appena era stato comunque esonerato non tutti l'avevano presa bene, quindi al di là di tutto, poi non è detto perché è vero che Davide Nicola ha salvato 7 squadre diverse, però la statistica dice che non vince da 2 mesi e mezzo. Anche ieri ha perso negli ultimi minuti, lo 0-0 era praticamente scontato, però alla fine ha perso. Quindi, e si gioca una partita importantissima la prossima, che gioca a Lecce, quindi sarà un importante scontro salvezza. Quindi vediamo che cosa farà la Fiorentina stasera. Poi Davide, ben trovato, finalmente dopo 2 mesi il Cagliari giocherà con la... Questa è sicuramente una bellissima notizia, sabato alle 15 è un orario spettacolare, assolutamente. Hai ragione, il Verona era il 4-0, hai ragionissimo. Allora, mi dispiace, ok, questo l'avevo già letto. Ciao Luchino, ben trovato. Che fine ha fatto Marini, quell'esterno sinistra che aveva fatto molto bene l'amichevole estiva con la Coppa contro l'Etella? Beh, è in primavera. Però diamo il benvenuto. Eccolo qua, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, scusate, è una telefonata che si è prolungata un po' di più.
rispetto al normale. Spero che Luca non vi abbia tediato troppo, considerando che insomma, è lunedì, e quindi Il lunedì è lunedì, un e il corpo giorno... lo sa. E il corpo lo sa, esatto. Di cosa Tu come state stai? parlando? Di Sanremo? No, no, non assolutamente. Stiamo parlando di Davide e Nicola. Ah, Stiamo proprio parlando iniziamo la settimana in maniera No, allegrissima. perché c'era un commento sulla speranza che Nicola potesse retrocedere. Ho detto, ma no, ma non bisogna sperare che la Cremonese o che Nicola comunque retroceda. Perché comunque qui ha lasciato, secondo me, una buona impressione, un buon ricordo. C'è stato di peggio, ecco, che ha allenato a Cagliari. Poi non so tu come la veda, Fra. No, ma a me Nicola non sta per niente antipatico, anzi, quando ci siamo Ah, no, visti non per a... Nicola, per la Cremonese, dice. Ok, è normale che vada. Boh, vabbè, ci sono squadre... Beh, il discorso è che se uno dovesse Ad esempio, in qualche modo... Chi? ecco, Sì, Nicola mi sta proprio... cioè, Di Francesco mi sta proprio antipatico, ma perché ci sono anche dei trascorsi. Diciamo così. Invece Nicola, tutto sommato, cioè, certo, è stato un allenatore che è passato e è andato via, fondamentalmente non ha lasciato un grande segno, visto che è rimasto solo un anno, però cioè io ho detto c'è sinceramente... stato di peggio a Cagliari, quindi E lo stesso questo, Mazzarri, Di Francesco, che nomi insomma, ce ne ci sono di sta, persone peggiori, almeno per quanto mi riguarda. Allenatori e persone, ecco, peggiori di Nicola. Cioè proprio, ma senza neanche battere ciglio, ecco. Però qualcuno dovrà retrocedere, ecco. Questo è Beh, sicuro. calcolando che Pisa e Verona, diciamo, sono con un piede e mezzo in Serie B, visto anche ieri il Verona ha perso proprio all'ultimissima azione, non che il pareggio avrebbe cambiato qualcosa, però sai, era comunque un buon punto di partenza, questo è proprio un'annata che non va per il Verona, ma d'altronde anche dopo anni e anni che a gennaio fa tabula rasa e ogni anno si salva, quest'anno, insomma, d'altronde ha solo 2 vittorie, il Pisa addirittura una. Vediamo un po', anche oggi il Pisa deve giocare contro il Bologna e c'è Udinese e Fiorentina, quindi sono due partite da un certo punto di vista interessanti, dal punto di vista forse più fantacalcistico che calcistico, però sicuramente sono 4 squadre. No, vabbè, il Bologna no, il Bologna è ormai non in classifica, sta pensando magari ad altro, sta pensando più alla Coppa. È ovvio che Udinese e Fiorentina stasera sarà una partita dove bisognerà capire che tipo di Udinese. Io ho sempre la mia teoria, Fra, non so se qua l'ho mai detta, nel senso che Mm, l'Udinese è il termometro della Serie A. Se la mm. batti, allora ti puoi salvare. Se perdi, rischi la retrocessione. Questa è la mia Eh, teoria. diciamo che, insomma, Buongiorno Mario. l'Udinese è una squadra Accada. particolarissima. È una squadra che No, regala accada. partite a chiunque, ma non al Cagliari. E questo credo che sia abbastanza... Oramai è diventato, no? Cioè, fa parte un po' del gioco. È una squadra forte, perché ha delle individualità assolutamente di livello. Non solo Daniolo, che è Assolutamente. quello che magari ruba più l'occhio, ma penso a Solé, penso Atta. a Ta, Atta. E penso a tutto quel Kellenkamp. centrocampo, no? E Sì, anche in sì. attacco Davis, Che no, rientra. esatto. Quindi è una squadra forte, squadra particolare sicuramente, perché il fatto che siano praticamente tutti o quasi stranieri ormai è... insomma, anche questa è è Poi una sono tradizione 31 oramai. anni in Serie A, insomma, massimo rispetto, mancherebbe mica poco. Per Esatto, una squadra esatto. che comunque non ha un bacino di tifosi così ampio come può avere ad esempio il Cagliari. Quindi una squadra che negli anni ha cambiato sempre tanto, la squadra sempre fisica. Questa cioè tu per giocare in Udinese devi essere un giocatore fisico, questa è la costante. Il suo 3-5-2 che non cambia da... Ci ha provato un po' Rooney ogni tanto a giocare a 4, però di base giocano sempre a 3. Ecco, lì il modulo è sempre quello. Passano gli allenatori, ma lo standard è quello. Quindi, però la sono comunque 12esimi in classifica, 32 punti anche quest'anno. Insomma, hanno rischiato
quant'è? 2 anni fa, quant'era? 2? Sì, con il Frosinone l'ultima giornata, quando era di Francesco Un allenatore. Cannavaro. Esatto, esatto, che avevamo segnato l'ultima giornata, avevamo vinto a Frosinone, si erano salvati, il Frosinone è retrocesso, quindi lì hanno rischiato veramente, forse l'unico anno in cui hanno realmente rischiato la retrocessione. Io mi ricordo, ahimè, l'anno della retrocessione dove vinsero 4-0 a Cagliari, poco prima di periodo di Hai te Natale. perché eri giovane? Perché Quante all'epoca tre? eri giovane, non ho Beh, capito. all'epoca, ormai sono Ah, passati quasi 4, quant'era? 2024, no, 2023. 23, quando è sì, questo è il retrocesso il terzo Cagliari? anno, sì, Maggio 4 anni fa. 2023. Esatto. 22, maggio 2022. 22, Cagliari è allora quello retrocesso, era sì. dicembre 2021, quella partita, perché Beh, la famosa era a fine partita anno. degli schiaffi tra in Tra? spogliatoio e gli uruguaiani, Mazzarri. Ah no, me l'ero persa, non era ancora in stampa. E Non lo poi ci fu la, sapevo vol- questa. la cosa la frase famosa, siete mi pare una squadra di vermi o siete una cosa del genere. Vabbè, Ah, vabbè, ok, ho tirato fuori qualcosa che non sapevo. Benissimo. esatto. Buongiorno Teresa. Un sito un X2 alla Fiorentina vi sembra una buona puntata? Vabbè. Ma io non sono così sicuro, del punto della Fiorentina. Li ho visti male giovedì, poi magari stavano pensando probabilmente alla partita in campionato. L'Udinese non è una squadra semplice, quindi non lo so. Poi io non sono uno scommettitore, quindi sbaglierei sicuramente. Ti dico la verità. Aspettiamo l'intervista con Fabregas. Fabregas no. No. Nicola dice, visto come abbiamo giocato, potremmo dire che ci ha regalato un punto all'andata. Me la ricordo quella partita. Chi era andato? Era andato Robby, vero? A Udine? Sì. Mi ricordo quella partita. Dove Zaniolo sbagliò l'impossibile. Vabbè, ci sta assolutamente. Ci sono magari altre partite dove il Cagliari meritava magari 3 punti e alla fine l'ha pareggiata. Quindi è sempre un dare e avere. Alla fine comunque contro l'Udinese che sarà anche tra qualche settimana. Perché adesso il Cagliari ha il Como sabato, poi gioca a Pisa e poi arriva il Napoli. Tra l'altro anticipo di venerdì alle 18:30 grazie a Lega Serie A per Mm. questa perla di venerdì alle 18:30. Quindi sono 3 partite diverse tra di loro, ma tutti e tre, insomma, importantissime direi. Il Como, tra l'altro, che ha battuto il Lecce sabato, aveva perso contro la Fiorentina, forse la vera partita in cui il Como ha sbagliato quest'anno, ti dico la verità. Quella partita non c'era, però il Como è una squadra che ha ripreso il suo andamento. Tra l'altro, martedì avrà la semifinale di Coppa Italia in casa dell'Inter. C'è questa piccola polemica, non so se hai visto l'intervista di Fabregas nel post su Nico Paz. L'esclusione sembrava per turnover, invece pare per un comportamento non idoneo da parte di Nico Paz. Vedremo se poi ritornerà in campo. Ma io sono sicuro che contro l'Inter ritornerà in campo e sono sicuro di vederlo a Cagliari. Tra l'altro, e poi ti lascio la parola, sto parlando anche troppo, Perrone e Nico Paz debuttarono in Serie A proprio a Cagliari lo scorso anno. Sì, 1-1. 1-1, esatto. Nell'1-1. E vabbè. Buongiorno Helmut. Sì, Buongiorno Sestese Medio. non c'erano nel Como che affrontò il Cagliari l'anno scorso nel ritiro, cioè 2 anni fa in realtà, Sì. ma nel ritiro di Châtillon. Cagliari che fece una bella rumbetta, perché 1-3, insomma. Però, Ciao Luca. insomma, vedremo. Dipenderà, secondo me, per tutti questi discorsi, ma poi magari ne parliamo anche con Enrico più tardi. Dipenderà anche abbastanza dal risultato di stasera, perché comunque io il valore reale del peso del punto preso a Parma, secondo me ce l'hai oggi, in base a cosa fa la Fiorentina, non tanto per la Fiorentina, quanto proprio per il discorso dell'Udinese. Perché se l'Udinese dovesse restare lì a portata di mano, a portata a tiro, diciamo così, Beh, 2 punti in più, del sì. Cagliari, e allora lì la classifica rischia di assumere, insomma, anche prospettive interessanti.
e soprattutto nel momento in cui il Cagliari uscirà finalmente dall'emergenza a livello di infortunio, a livello fisico, perché alla fine, secondo me, tolta il brutto passaggio a vuoto in casa contro il Lecce, ne abbiamo parlato 1000 volte, quindi Sì. non ci voglio neanche tornare oggi. Esatto. Per il resto è abbastanza in linea, perché perdere a Roma ci sta, soprattutto abbiamo visto anche ieri quanto Malen sia un animale. Animalen. Animale. Ha fatto la battuta. Bella questa, possiamo chiudere così direttamente Esatto. tutta la settimana, cioè non Esatto. facciamo più neanche no, per il resto contro Lazio e Parma si è andato vicino, cioè hai proprio sfiorato la vittoria soprattutto a Parma, anche contro la Lazio comunque hai fatto bene, ripeto, con una squadra con tantissime assenze. E le tantissime assenze invece cioè sono un problema. Sono un problema per tutte le squadre e a maggior ragione lo sono per una squadra come il Cagliari che deve lottare per restare in Serie A, soprattutto quando le assenze riguardano così tanti titolari. Però ripeto, a Parma io ho visto un Cagliari, nonostante le assenze, nonostante i giocatori, cioè molti giocatori magari non facessero parte in teoria della squadra titolare migliore, la migliore squadra possibile, ecco, in casa a Cagliari, io ho visto una squadra sul pezzo. E poi lascia perdere che con il Parma è anche più facile, perché magari il Parma ha confermato il suo essere abbastanza anticalcio per certi versi. Sentivo ieri il video di Mattia, di Matle Celso, diceva il Parma è ancora più anticalcio del Cagliari, l'anticalcio di tutta la Serie A probabilmente, cioè è la squadra che gioca Anche la spogliatoio Cremonese non fuori alto. scherza. Anche la Cremonese in effetti non scherza, però il Parma potenzialmente ha dei singoli per me più forti Sì, e vero. più validi, perché comunque hai un Bernabé che sì, cioè, chiaramente fa la differenza, ma è portato soprattutto a fare anche molto il pedalatore, oltre che quello che dovrebbe illuminare e accendere il gioco, e questo poi alla fine incide anche secondo me sul rendimento generale della squadra. Ma torneremo a parlare di Cagliari più tardi, Dopo. perché vedo che ci ha raggiunto il nostro primo ospite di oggi, lo facciamo entrare subito, ovvero Alessio Salvato, portiere del Latte Dolce. Ciao Ale, come stai? Ben ritrovato. Buongiorno Ale. Buongiorno, grazie mille, ben ritrovati anche a voi. Tutto bene? Sì, tutto bene. Ho avuto un problema, mi si è fatto l'aggiornamento adesso al telefono, sono entrato con 5 minuti di ritardo. Ma va benissimo. Non ti preoccupare. No, dicevo, si sta bene, soprattutto dopo la Non vi vittoria. sento. Ecco, molto bene. Ecco. Non senti nessuno dei due? Non mi senti? Non vi Ah, sento. niente? Prova a togliere la cuffietta. E Prova? adesso? No, no, Proprio togli tutte le cuffiette. Aspetta. Prova? Adesso ci senti? Aspetta, vediamo un po' se Senti attacca. adesso? No. Guarda un po'. Ma secondo te il problema dell'AirPod, Sono quasi sicuro. Non ci Dici? senti? Non ci senti? Prova a togliere. Non Prova a sento. togliere questa. Togli. Vediamo un po'. Aspetta. Vediamo un po' se adesso magari No, prende uguale. meglio. Niente, allora esce e rientra. Ecco, ormai ce l'abbiamo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Prova. Ecco, ok, vediamo un attimino. No. Aspetta, gli scrivo. Sì, scrivi. Strigliarsi conferma Grant. Vediamo un po' che... no, è ancora collegato, sì. Allora, nel frattempo vado sui commenti, nel frattempo Sì, che tu vai. risolvi. Allora, senza Baturina forse è pazzo, possiamo batterli? No, vabbè, allora, Baturina sarà sicuramente auto, ma pazzo io penso che martedì già contro l'Inter ci sarei a Cagliari. Poi, il Como non è pazzo e dipendente, e questo mi pare che l'abbia fatto capire Fabregas in conferenza, ha tanti altri giocatori interessanti, quindi andiamo un po'. È rientrato? Ci senti, Ale? Prova? Ci senti?
Niente. Prova. È anche frizzato. Niente. Che meraviglia. Che bello. Vediamo un po'. È entrato ora nello studio. Secondo me adesso ci sente. Sì, Proviamo. adesso. Grande. Vedi. Cioè, Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta, dai. finalmente. È lunedì, d'altronde è lunedì e StreamYard lo sa. Dicevamo Ale, il ragionamento che stavo provando a fare prima, ho detto, si sta meglio dopo una bella vittoria in casa del Trastevere come quella di ieri, no? Ma sicuramente sì, anche perché non venivamo da un bellissimo periodo di risultati, perché comunque le prestazioni c'erano state e comunque vincere una partita contro una squadra di quel calibro è sempre un bene e comunque è arrivata una bella vittoria, abbiamo giocato bene, siamo stati diciamo compatti sotto tanti punti di vista, sia a livello del gioco, delle motivazioni e tutto quanto. Quindi non è una vittoria venuta per caso, per episodi, ma comunque è stata voluta e siamo contenti, dai. Assolutamente sì, tra l'altro insomma il Trastevere vice capolista, squadra che insomma, per chi conosce bene un po' la Serie D, è una squadra estremamente competitiva che ci tiene sempre a fare bella figura anche con investimenti importanti. L'attacco, penso soltanto all'attacco Ale, del Trastevere, insomma, no? Dei reparti offensivi più forti dell'intero girone G, se non addirittura di tutta la categoria. Mentre latte dolce, ne abbiamo parlato anche con i tuoi compagni che sono venuti prima di te in questa trasmissione come ospiti. È una squadra, è un progetto molto molto interessante che guarda al domani, partendo dall'oggi ovviamente, perché età media molto bassa, tanti talenti del calcio sardo, grazie anche chiaramente alla joint venture con la Torres. Non è facile coniugare, no? Lo sviluppo di nuovi giocatori, giovani giocatori e poi anche i risultati in campo. Voi comunque siete, mi pare di poter dire, insomma, in linea con quelle che erano le aspettative, no? C'è una salvezza, alla fine questo è l'obiettivo della Latte Dolce. Sì, no, ma sicuramente il nostro obiettivo è quello. Siamo in linea, anche magari se ultimamente abbiamo perso eh, qualche punto per strada, potevamo fare di più, però comunque è un progetto importante con giocatori, anche se giovani, già di un ottimo livello, che possono e possiamo ambire a piazze più diciamo, importanti, con tutto rispetto ovviamente per il latte dolce, sia in Serie D che anche in Lega Pro. Ieri eravamo in campo oltre a Capitano, eravamo tutti del 2000 e la partita precedente con l'Ischia eravamo proprio tutti del 2000 perché comunque era espulso Marco. Ehm, Però dai, è un progetto importante, lui ci sta aiutando tanto, soprattutto a quelli più giovani. E niente, stiamo provando a raggiungere la salvezza il prima possibile, però sappiamo che non è facile perché comunque è un girone complicato dove tutti possono vincere con tutti. E, e adesso questa vittoria è arrivata in un momento che per noi era fondamentale. Ecco, sei tornato quest'estate a Sassari, chiaramente dopo la parentesi Torres, ma ne parleremo più avanti di quello. Hai ritrovato qualche ex compagno, no? Avuto con la maglia rossoblu, penso a Riccardo Pinna, Tesio e tanti altri. Come hai ritrovato la città a distanza di qualche anno? No, ma bene, dai, sono stati anche un motivo per tornare, che loro, Pinna, Tesio, che comunque già ci avevo giocato insieme,
e mi ha fatto piacere rincontrarli e poi comunque ho conosciuto anche altri ragazzi, altri splendidi ragazzi, devo dire una squadra tutta piena di ragazzi, come abbiamo detto prima, che non mi aspettavo di trovare. E la città, io mi sono sempre trovato bene a Sassari già 4-5 anni fa e adesso dai, magari sono un po' più grande, me la sto vivendo un po' meglio, nel senso che prima magari non avevo la patente, queste cose qui, capito? E adesso sono un po' più tranquillo, diciamo. E, e- No, fa sorridere sentirti, sono un po' più grande, hai 24 anni, ricordiamo. vabbè, Insomma, ce n'avevo, eh, quando ero qui ce n'avevo 19, ce n'avevo. no, ma infatti questa è la cosa importante, la cosa interessante, soprattutto che tu, nonostante sia comunque di base giovanissimo, sei Sì, uno degli sì, elementi di esperienza di questa squadra, ma ricordiamo anche Riccardo Pinna, che abbiamo citato prima, del certo. 2000, Tesio del 2002, se non ricordo male, Sì, sì. sto andando a memoria. E siete voi chiaramente poi un po' anche la spina dorsale, oltre ovviamente a Marco Cabeccio, il capitano, che salutiamo, ne approfittiamo per salutarlo. Per il resto, però, insomma, siete anche un po' voi che dovete trascinare i tanti ragazzi che arrivano, molti appunto l'abbiamo detto, dal settore giovanile della Torres, penso l'ultimo, insomma, anche Andrea Fois, che ieri ha segnato il 2-0 definitivo appunto, della vittoria contro il Trastevere. Com'è questo ruolo anche in qualche modo di Chioccia, nonostante tu saresti ancora in età forse da poter usufruire di qualcuno che fa da Chioccia a te, invece ti tocca fare l'esperto, com'è? No, ma diciamo che ne parlavamo qualche giorno fa che comunque io, Riccardo Pinna, Tesio, comunque oltre a Cabeccia, siamo passati da essere i più piccoli a essere i più grandi nel giro di un anno e mezzo. E quindi devi, diciamo, eh, trasportarti in un altro mondo, perché comunque te vieni da dei periodi dove magari sei il più piccolo e devi ascoltare quelli più grandi e poi dopo sei te che gli altri devono ascoltare, diciamo, in modo positivo, ovviamente. E niente, noi proviamo a dare più consigli possibili a quelli un po' più piccoli e lo facciamo come un normale percorso di crescita, l'abbiamo preso questa cosa. E poi ovviamente ogni tanto c'è anche Marco che ci guida a noi, perché come giusto che sia. Però dai, diciamo è una responsabilità che nell'arco di una carriera di un giocatore deve arrivare ad un certo momento della carriera, quindi va bene così, dai. Giustamente. No, invece faccio un passaggio su Michele Fini, sul vostro allenatore. Cosa vi sta dando, secondo te? Cioè, com'è allenarsi con uno che comunque, insomma, conosce bene Sassari, conosce bene il calcio in generale, visto che è stato anche un calciatore di Serie A, e che comunque però anche in panchina ha avuto grandi esperienze, penso soprattutto anche ai tanti anni insieme a Diego Lopez come secondo. No, ma sicuramente il mister con tutto lo staff ci stanno dando tanto, considerando sì che siamo dei calciatori giovani, ci stanno dando quanto più loro hanno diciamo, vissuto nella loro carriera. Noi lo seguiamo e, e niente, sappiamo il valore del mister che abbiamo, sappiamo il valore della rosa che abbiamo e, e niente, io per tutto quello che ci stanno dando quest'anno, lo staff penso che più di così era difficile fare. E anche se ripeto, qualche punto l'abbiamo perso per strada, ma
per situazioni di campo che molte volte non puoi prevedere. E questo, siamo contenti del lavoro che stanno svolgendo il mister e lo staff, e siamo contenti del lavoro che stiamo svolgendo noi. Luca, non so se hai qualche domanda prima o poi Sì, magari di sì, allora passare. Vai. c'è sicuramente la traccata che dice non avere la patente a Sassari è una benedizione, eviti la maledizione di cercare parcheggio. È vero, è Tra vero, ma non l'altro, solo a Sassari questo, a Cagliari è ancora peggio probabilmente. E poi No, ti no, chiedo, si difende bene, soprattutto il Esatto. centro di Sassari per Esatto. i parchi. E poi ti chiedo sul clean sheet, perché hai realizzato il quinto clean sheet in questa stagione, non capitava da tanto tempo, quanto è importante per un portiere non subire gol al di là della vittoria della squadra. Ecco, diciamo che forse la soddisfazione di non prendere gol per un portiere equivale a un gol come l'attaccante. Non sento più, Non mi senti... Ecco, a posto. non sento più. Non mi senti più? Ah, perfetto. Adesso A me prova. senti, Ale? No, Niente. Ricrollata aspetta, la linea. provo a rientrare. Ok, Vai. avevo tutto il ragionamento. Perché streamer si rifiuta di sentire nel senso che, anche io oggi ho detto, nel senso che, appena sente nel senso che, StreamYard ti Adesso vi butta faccio la giù. domanda secca, appunto. Fine. Vi tolgo Esatto. tutto il... Senti Ale adesso. adesso. Ora Sì, sì. Vai. Questo Ok, è allora, l'aggiornamento sicuro, insomma. Vai. sì, sicuro al 100%. Riprovo a rifare la domanda, Ale. Quanto è Sì. importante aver realizzato il tuo quinto clean sheet? Non capitava da tanto tempo. Ah, se non sbaglio è il sesto. È il sesto? Sesto, Sì. sì, quinto, 5 erano fino a oggi. Questo è il Sì, sesto. sì, Allora non avevano... Io ho visto Perché non hanno aggiornato ancora. Trastevere, Non hanno ancora Palmese, Flaminia, Monterotondo e Cos. manca L'ho Cos visto fino- doppio. Ah, Cos doppio. Allora qui non mancava l'aggiornamento. Allora il sesto. Vabbè. Il sesto, vabbè. Non Ci togliere sta. al portiere un È clean giusto, sheet, è giusto. Luca. Esatto, non Ti ha togliere già al dato portiere la un clean sheet. risposta. Esatto. Ti ha già dato No, la no, risposta. vabbè. Che ti importa? Ne manca uno. Giustissimo. No, dai, è importante perché comunque non facciamo un clean sheet dalla prima partita di andata, appunto, di ritorno, scusami, con il COS. È importante, poi soprattutto contro una squadra così forte, puoi prendere una consapevolezza diversa. E, è importantissimo. Anche ieri mancava, mi sembra, un minuto e il Trastevere stava attaccando e vedevi proprio la squadra che aveva voglia di non prendere gol, gente che aveva giocato 90-95 minuti che andava a pressare anche il portiere. Cioè veramente abbiamo fatto una prestazione incredibile e si sentiva proprio la vittoria che volevamo. Il clean sheet era importantissimo. Sono contento, dai. Non è mai facile finire una partita senza subire reti. Direi, assolutamente. Ale, prima di poi chiudere con il prossimo impegno della Te Dolce, ci sta assolutamente un passaggio sulla Torres, su questa stagione un po' tribolata della squadra di Greco. Sei stato ovviamente un calciatore rossoblu. Ora che li vedi da fuori, qual è il tuo giudizio sulla stagione della squadra di Greco, appunto? Ma ad oggi sono ripresi molto, molto bene, dai. Diciamo che ormai, come magari si pensava a 2 o 3 mesi fa, la salvezza è alla portata. Ovvio, poi si devono fare determinati risultati. Però penso che rispetto ad inizio stagione, in pochi, diciamo, si aspettavano una Torres così vicina alla zona sicura. Poi comunque ad inizio anno sono andati via tanti giocatori e ne sono arrivati tanti altri, quindi sai, non è mai facile creare un'alchimia da subito. Ci sono squadre che facendo, diciamo, una rivoluzione
riescono meglio e alcune non riescono bene. Quindi io penso e spero che la Torres riesca a raggiungere l'obiettivo della salvezza, perché comunque è una squadra attrezzata con giocatori forti, e faccio fatica a vederli, diciamo, in quella classifica, perché comunque, come ho detto prima, sono giocatori del calibro di Antonelli, Mastino, comunque Zaccagno, sono giocatori importanti per la categoria, e sono convinto che piano piano riusciranno a tirarsi fuori, dai. Ale, da portiere a portiere, non so se hai visto la parata di Caprile a Parma di venerdì sera, insomma, una parata abbastanza importante, diciamo così. Come valuti il suo percorso? Ah, Caprile, cioè, a parer mio è fortissimo. Poi, ovvio, ultimamente è cascato in qualche errore, ma non era umano altrimenti. Sta facendo una stagione importante, e quest'anno sono andato a vedere anche una partita a Cagliari, e gioca con una tranquillità incredibile. E poi, ovvio, magari facendo un passo importante nella sua carriera, dobbiamo vedere. Io penso comunque a Di Gregorio, che secondo me è fortissimo, però ovviamente poi entrano altre pressioni, cambia tutto. Ovviamente Caprile sta facendo una stagione importantissima, secondo me è uno dei portieri italiani più forti che abbiamo, e spero per lui che nella prossima stagione possa trovare una squadra che punti a obiettivi più importanti. Ovviamente il Cagliari è una grande piazza, con tutto il rispetto, senza togliere nulla al Cagliari. Certo. Eh, però vorrei vederlo, diciamo, in altre piazze, e secondo me lui potrebbe tenere botta comunque a pressioni più importanti, perché comunque lui viene dal Napoli, dove, diciamo, di pressioni ce ne sono e non poche. E, e niente, secondo me è fortissimo. Ho detto, l'ho visto una volta dal vivo, gioca con una tranquillità fuori dal normale. Sono d'accordo. Ale, ti salutiamo con l'ultima domanda, che ovviamente è sul latte dolce, prossima partita in casa contro la Scafatese. All'andata in casa loro avete portato a casa un ottimo 2-2. Siete una delle pochissime squadre di fatto che ha fermato la mazza campionato, perché di fatto la Scafatese, lo vediamo anche dalla classifica, insomma, 17 punti sulla seconda è una roba abbastanza illegale. Che partita ti aspetti? Io mi aspetto una partita nostra giocata come tutte le altre. E questo campionato, come abbiamo detto prima, tutti possono vincere con chiunque. L'unica imbattuta è lei. E proveremo a fare quello che non è riuscito a fare nessuno, e se non dovessimo riuscire, continueremo. Mancano 8 partite, e noi Ancora lunga. ancora è lunga, l'obiettivo ce l'abbiamo davanti, e vogliamo raggiungerlo il prima possibile. E, all'andata vincevamo 2-0, poi comunque a Scapatese ha giocatori importantissimi,
e niente, è stato un buon punto. Noi proveremo a fermarla, ma più che altro per il nostro campionato. Poi, ovvio, se riesci a battere una squadra di quel livello, è un piacere enorme per tutti, però per noi sono 3 punti come tutte le altre partite e proveremo a fare del nostro meglio. Ale, grazie davvero di essere venuto Grazie mille. stamattina come nostro ospite qui a Buongiorno 131. Un abbraccio, mi raccomando, e poi ci vediamo presto. E grazie. Grazie mille a voi, grazie mille. Ciao Buona Ale. giornata. Ciao, Ciao, ciao. ciao, 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 ciao. E ringraziamo ovviamente anche il Latte Dolce, come sempre, per la disponibilità nei nostri confronti. Ma un altro... No, come? Stavo per lanciarlo. È uscito. No, È il rimasto- decano. Il decano. Ci ha fatto Ci ha fatto lo Grandissimo, scherzone. esatto. Vabbè, stiamo aspettando il decano, ovvero l'amico e collega Enrico Gaviano. Che... Abbiamo Roberto, buongiorno a tutti, un caro saluto, sì, è stato un piacere salutiamolo. incontrare sabato pomeriggio Roberto Salutiamo. Pina, Milano Linate, entrambi in rientro da Parma, Forza Cagliari e Napoli. Decano! Grande Roby. Gira la ruota. Eccomi. Buongiorno. Scusa se Sì, ti abbiamo sono- fatto aspettare. Sono uscito. No, sono uscito Dove? perché non sentivo un tubo. Sono Dove? rientrato, Dai. adesso è perfetto. Eccolo Ma qua. Meno male. i Allora, misteri rimaniamo della- fermi della così. tecnologia. Eccolo Rimaniamo qui, grande fermi Henry. così. Vai Luca, è il tuo momento. È il mio... Grazie Henry per aver accettato il nostro invito e scusa per l'attesa. Ti chiedo subito un tuo commento sul pareggio del Cagliari a Parma. Il pareggio sicuramente era quello che era l'obiettivo minimo del Cagliari in questa occasione. L'ha ottenuto, credo, nel migliore dei modi, perché se contiamo le occasioni da gol, il Cagliari ne ha avuta qualcuno in più e ha giocato con sufficiente autorevolezza, considerando appunto che avevamo in campo un sacco di ragazzini e che alla fine si poteva addirittura vincere. Questo pareggio contro il Parma ha sicuramente un punto importante per la lotta a salvezza. Il Cagliari si tiene ancora a più 6 dal terzultimo posto, dove c'è Cremonese, Lecce, la Fiorentina giocherà stasera e sabato comunque arriva il Como, una delle squadre, non dico sorpresa, però è una squadra che ormai punta all'Europa. Non penso che vada in Champions League, ma non si sa mai. Comunque è una squadra che ha ritrovato il ritmo, ha avuto magari un passaggio sbagliato nella sfida interna contro la Fiorentina, contro il Lecce stava perdendo 1-0, ma poi l'ha ribaltata, gioca martedì in Coppa Italia. Speriamo che si stanchi per la partita di sabato, Henry. Non mi ha sentito. Vai. Adesso mi Ripeti. senti? Ok, ripeto, Sì. ho detto, pareggio importante contro il Parma, il Cagliari si tiene a più 6 dal terzultimo posto, il Como ha battuto il Lecce, giocherà martedì domani contro l'Inter in Coppa Italia, sabato che partita ti aspetti, insomma, contro una delle squadre sorprese da questo punto di vista, ma è una squadra che punta all'Europa sicuramente. Sì, insomma, diciamo che sarà una partita difficile, che il livello di difficoltà rispetto alle ultime 2 partite sale parecchio, perché abbiamo una squadra molto ben organizzata, con alcuni giocatori di, di altissimo livello e oltretutto con delle motivazioni fortissime. Però diciamo che anche il Cagliari potrebbe replicare, anche perché insomma, se vi ricordate, anche all'andata Sì. la partita finì in pareggio e il Cagliari fece la sua parte, insomma, con un gol annullato a palestra che ancora grida vendetta, secondo me. Insomma, Vero. quindi si può, è una partita che il Cagliari può giocare, anche se appunto il rientro probabile di Mina darà un equilibrio un po' superiore alla difesa rispetto a qualche pasticcetto che si è visto a Parma. Ti chiedo, quanto è importante invece il recupero di Folorunso, al di là del gran gol che ha fatto a Parma? Ma sicuramente
è un giocatore che ha esperienza, che ha la capacità, come aveva detto già in sede di presentazione Pisacane, la capacità di dare profondità al gioco rosso-blu, e poi appunto c'ha anche questa mina nei piedi, anzi, perché lui calcia forte sia col destro che col sinistro, quindi è un'arma in più. Piuttosto appunto deve un po' vedere Pisacane come organizzarsi, perché se avete visto, insomma, a Parma ha tolto Chiliksoi e ha lasciato Esposito, favorendo, diciamo, quello che è un affiatamento fra i due giocatori che risale ai tempi del Bari. Insomma, più o meno loro due parlano la stessa lingua calcistica, magari Chiliksoi un po' di meno, quindi il tecnico dovrà anche vedere un po' questa situazione qua. Fra? No, Henry, il tema ovviamente centrale secondo me della partita di Parma è la prestazione di Liteta. Ti aspettavi un giocatore così sul pezzo, ecco, perché nel post partita Pisacane ha detto lui è stato agevolato dal fatto che sa perfettamente quali sono le mie richieste. Secondo me prestazione molto, molto positiva, e mi viene da dire perché allora non metterlo anche contro il Lecce qualche settimana fa. Beh, questa anche corretto dalla che erano tutte alternative, se no però siccome l'Iteta aveva fatto già 2 partite in cui tutto sommato, considerando l'età e l'inesperienza, aveva fatto vedere già qualcosa, e quelle 2 precedenti esperienze gli sono servite sicuramente in questa occasione, con una squadra che comunque aveva un modo equilibrato per la bisogna, e l'Iteta che è uno che appunto ha tanta Qualche problema. Siamo male. Non mi sentite? Ora sì. Non mi sentite? L'abbiamo sentito. È l'unica cosa che abbiamo sentito. Ho perso il Diciamo che è stato ragionamento anche precedente. aiutato. Ok. Ecco, vai. Vai, È stato vai. aiutato da Doppo e da Suleimana, insomma, si sono integrati bene. Lui lì ha saputo far emergere le sue qualità, che sono tante. Insomma, è un giocatore in più per queste 11 partite che mancano da qui alla fine del campionato. Ti chiedo un altro passaggio secondo me importante sulla parità di Parma. Cioè, a un certo punto noi eravamo in tribuna, vedevamo Pisacane faceva riscaldare tanti giocatori, però non sapeva bene, probabilmente non era convintissimo di fare cambi, perché non voleva anche cambiare un po' quell'equilibrio che si era venuto a creare. Ho letto che qualcuno ha criticato un po' anche questo attendismo. Tu come l'hai letta quella situazione? Perché io personalmente in tribuna ho capito un po' la situazione di Pisacane, perché aveva paura probabilmente di rovinare quella che era in quel momento appunto l'equilibrio che si era venuto a creare in campo. Ma poi, insomma, voi che avete più memoria di me, sicuramente vi ricordate che in questa stagione non è la prima volta che Pisacane fa solo 3 cambi, e magari 2 li fa pure alla fine, quando, come è successo a Parma. È un po' un atteggiamento dell'allenatore che preferisce lasciare le cose come stanno perché funzionano, piuttosto che avventurarsi in cambi che potrebbero essere deleteri. E ovviamente questo atteggiamento lo mantiene quando il risultato è dalla parte del Cagliari. Invece, se bisogna recuperare i cambi, li fai come 4 o 5 sempre. Adesso io non ho in mano le statistiche, ma se andiamo a rivedere così io a memoria penso che sia proprio così.
Sì, lui ha fatto tutti i cambi, tutti e 5 i cambi fino alla, mi pare, 18ª o 19ª giornata, adesso non ricordo con precisione, bisognerebbe andare a vedere. E poi nell'ultimo periodo ha un po' derogato a questa regola, ma va anche detto che chiaramente poi è coinciso Anche con l'infortunio. l'emergenza a Sì. livello Con le tante fisico, e quindi assenze, sì. Certo. Però poi certo. questi cambi, anche quando ne faceva 5, spesso il quarto, il terzo, il quarto e il quinto erano alla fine, quando Sì, si doveva sì. aggiustare. Quello sì. No, invece per restare ancora invece alla partita di sabato, cioè, quindi guardiamo avanti, perché Mm. giustamente Luca ha detto il Como, squadra chiaramente che fa paura, perché è evidente, perché ora è al quinto posto in classifica. Non si può neanche nascondere più di tanto, non si sono nascosti molto in precedenza, ma ora, no, con questa progressione abbastanza costante, stanno scalando la classifica. Io sono stato a Como questa settimana, devo essere sincero, ho visto un ambiente molto, molto concentrato, ecco, sia sulla partita di sabato, ma in generale su questa stagione, parlando anche un po' fuori microfoni con Mauro Vigorito, diceva proprio questo, cioè chiaramente c'è la consapevolezza di essere in mezzo a una stagione abbastanza decisiva, ecco, per quella che poi sarà la storia futura del Como, perché questo dicono i risultati. All'andata il Cagliari mise il pullman, come qualcuno ama dire, davanti alla propria porta, e di fatto chiuse tutti gli spazi alla squadra di Fabregas. Ti aspetti la partita in fotocopia sabato? Sì. L'atteggiamento sarà quello, perché devi cercare di restringere gli spazi nella misura maggiore possibile, perché quando hai davanti giocatori tecnicamente forti che hanno poi immagazzinato tutta una serie di schemi di gioco che li ha portati in quella posizione, che tra l'altro è una posizione che fa venire, no, l'appetito viene mangiando, perché sono a 3 punti dalla Roma, cioè una Roma che sì è forte, perché anche ieri in certi frangenti l'ha dimostrato, ma è anche una squadra che ogni tanto si perde, si piace troppo e fa degli errori. Quindi il Como ha la possibilità addirittura di finire in zona Champions, cioè c'è già in zona Champions, ma potrebbe addirittura rubare il posto alla Roma, ecco, le possibilità le ha, quindi è una squadra forte, ecco, quindi mi aspetto che il Cagliari lascerà l'iniziativa al Como e proverà con le azioni di rimessa a sorprenderlo. Come hai visto l'attacco del Cagliari a Parma? Va bene questa risposta, Vittorio sì. Esposito, Va bene, perfetta, va bene. perfetta. No, dicevo, come hai visto l'attacco del Cagliari al Tardini? Cioè, soprattutto Esposito e Chilixoi, perché io personalmente dallo stadio mi è sembrata una prestazione incoraggiante da parte di entrambi. Poi sono andato a vedere un po' di pagelle e tutto, forse ero stato un po' troppo ottimista io, però tu invece come li hai visti? No, vabbè, io in effetti ho visto un Esposito che sta migliorando in queste ultime partite, sta entrando un po' più nel clima di giocare insieme ai compagni, perché molto spesso si piace troppo e cede in personalismi o in giocate che sono inutili. Invece ultimamente mi sembra un po' meglio. E Chirixoi ugualmente sta imparando parecchio a furia di giocare, perché le capacità di palleggio e l'intelligenza ce le ha, riesce a fare il raccordo bene con il centrocampo e gli esterni che salgono, quindi sono due giocatori, diciamo, che devono ancora rifinire un po' la loro
la loro intesa, anche perché più o meno spesso si ritrovano a fare lo stesso tipo di gioco, però insomma le occasioni le hanno create anche a Parma, perché Chiriksoi ne ha avuto 2, Esposito almeno una molto interessante, quindi la loro parte l'hanno fatta. Luca? Tra l'altro, se Del Prato non si fosse messo davanti, e infatti ha anche pagato un po' le conseguenze, probabilmente Esposito avrebbe segnato, quindi da quel in quell'azione. Esatto. Però andando un po' sul discorso difesa, ti chiedo anche la tua idea su Zé Pedro, un giocatore che forse era stato un po' sottovalutato, tra virgolette, però sta trovando Sì, io per continuità, sta primo. trovando... Ah, vedi, appunto, anche io per secondo, quindi siamo in due, Henry. Comunque sta trovando titolarità e possiamo dire che adesso è lui il titolare, con Zappa, diciamo, sua riserva, se si può dire, se si può utilizzare questo termine. Sì, adesso non ricordo qual è stata la prima partita di Zé Pedro, però quando ha toccato i primi palloni ho detto, questo qua mi sembra un nuovo, una nuova busta di fave, insomma. E invece, invece, Definizione tecnica, diciamo così. sì. Bellissimo. E invece sta crescendo, perché oltretutto a Parma ha fatto spesso il sostegno anche nel possesso palla, quindi si vede che sta anche facendo sue un po' le cose del calcio italiano e ha più sicurezza, eccetera. Quindi, insomma, assolutamente è una delle belle sorprese di questo campionato. E quindi Zappa, che ha caratteristiche diverse, dopo essere stato, insomma, una delle bandiere del Cagliari, lo è tuttora perché è uno dei capitani, però deve starsene in panchina, perché Zé Pedro sicuramente gli è superiore per quello che serve al Cagliari in questo momento. Sai cosa ci ha fregato Henry? Secondo me, la prima partita di Zé Eh, Pedro è stato Cagliari-Inter. E quindi per quello che l'abbiamo ah. visto un po' così. Probabilmente è quello. No, Era ma no, al Cagliari-Inter di là e del poi a fatto del Udine. coso. No, ma al di là del fatto che comunque le difficoltà erano obiettive, ma è proprio come ha controllato i primi palloni, capito? Dici, "Cavolo, questo non sa manco." Cioè, al pallone gli stava dando del lei, capito? E quindi, Del insomma, voi. non andava bene. Però, evidentemente, del vai. E quindi, Vero. Ora è diventato insostituibile però, cioè anche a Parma è esatto. stato veramente granitico, perché Sì. chiede a strefezza, che Esatto, credo non l'abbia infatti. superato mezza volta in tutta la Stiamo partita parlando e questo di un giocatore che a me, Strefezza, piacerebbe più averlo dalla mia parte che averlo come avversario, perché comunque è un bel Sono certo, giocatore. d'accordo. Però, assolutamente. comunque niente, l'assetto è discreto, diciamo che l'unico ancora che deve maturare è Rodriguez, che ha i numeri sicuramente, però ancora qualcosina la sbaglia, come in occasione dell'azione di Pellegrino, insomma, con la parata straordinaria di Caprile. Però in generale, diciamo che pian piano può essere una grossa risorsa per la prossima stagione, l'uruguaiano. Assolutamente. E tra l'altro, infatti, Marco ci dice, ci vuole tempo, Zé Pedro è bravo perché è duttile, e questo sicuramente può fare più ruoli, e non è così scontato riuscire a trovare un difensore che riesca a fare il centrale, riesca a fare il braccetto, riesca a fare il terzino, insomma, molto utile per il Cagliari. Poi, se questo è il rendimento, mi pare che possa reputarsi un titolare da qui a fine stagione, e sta migliorando partita dopo partita. Questo è anche il fatto positivo. Più è in Esatto. campo, più riesce a acquisire sicurezza, esperienza, e poi comunque anche Pisacane ne ha parlato benissimo. L'ha detto anche... Non mi ricordo tu gli hai fatta la domanda a Fra su Zé Pedro. Sì, Era questa l'ultima, io. infatti. Insomma,
mi pare che non ci siano dubbi sulla rendita. Ti chiedo, abbiamo parlato di Zé Pedro, ma parliamo anche di Obert, perché anche lui comunque sta trovando una continuità, sta trovando titolarità sicuramente, però non molla mai, cioè sta migliorando anche dal punto di vista difensivo, sta diventando un punto fermo di questo Cagliari, e direi anche finalmente. Beh, sì, ma il fatto che fosse sacrificato sino alla scorsa stagione, insomma, ha determinato questo fatto, no? Che lui ancora avesse qualche difetto, soprattutto non era completamente sicuro di se stesso. Però insomma già l'anno scorso aveva fatto vedere delle cose interessanti sia in fase difensiva che in fase di possesso, come per esempio se vi ricordate il gol di Piccoli a Monza, lì era stato una sua azione a determinare quel gol. E quest'anno sta giocando titolare e sta crescendo parecchio, a parte che poi ricordiamo che questo è anche un giocatore che è nazionale fisso della Slovacchia e quindi sta accumulando esperienza anche su quel lato lì. Tra l'altro potrebbe esserci un clamoroso scontro Kilixoi-Obert come spareggio per i mondiali, quindi mi auguro di vederlo. Certo. Vero. Chissà se Montella lo richiamerà. No, in generale invece Henry finisce, di fatto si è chiuso il mese di febbraio, che è stato forse uno dei mesi più complicati del Cagliari, no? Dalle cessioni, cioè dal mercato alla cessione di Luperto, alle sconfitte contro Roma, Lecce. Roma e Lecce, gli infortuni, insomma. Marzo che mese sarà secondo te invece? No, però allora partendo appunto dal fatto delle cessioni, quando è finito il mercato un po' ci sono state dei dubbi, anche delle critiche feroci da parte soprattutto dei tifosi, e io devo dire la verità che non ero completamente Bloccato. Le dura, Però leggevo prima un commento fatto alla vecchia maniera, più roba abbiamo in cascina e meglio è. Però alla fine questa è la filosofia o la linea che sta seguendo la società insieme all'allenatore in questa stagione, cioè cercare di creare veramente dei presupposti importanti per la prossima stagione, per cui a un certo punto ci sono i ragazzini che sono responsabilizzati al massimo, perché appunto Rodriguez e Liteta, giusto per fare il nome dei due che spesso che possono appunto giocare titolari, sono dei prospetti importanti per la prossima stagione, per cui detto che anche Pisacane soprattutto su Luperto non era molto d'accordo e l'avevo evidenziato alla fine di Cagliari-Lecce, alla fine mi sembra che le operazioni stiano dando ragione a quello che è lo schema di fondo della società in questa stagione. Per cui mi aspetto un marzo discreto, magari con qualche rientro, magari. che a cominciare da Deiola, che tutto sommato ha dimostrato in questi anni di essere sempre preziosissimo, e poi vediamo. Luca? In chiusura, Henry, sul discorso, poi ti lasciamo andare. Io sì, perché devo andare a dormire perché sono ancora addormentato. Dice, cosa è successo? Il Cagliari gioca 2 partite di seguito alle 15, poi il Napoli venerdì alle 18:30. Su 3 partite, una diversa dalle altre: Como, Pisa e Napoli. Cosa ti aspetti in queste 3 partite? Dammi un punteggio. Intanto sono contento perché nelle ultime 7 partite sono state giocate 6 alle 20:45 e una alle 18:30, quindi già per il nostro lavoro è meglio, quindi anche per noi.
Poi sono 3 partite allora pesanti, molto, molto difficili, tutti e 3, 2 perché sono 2 avversari che sappiamo il loro valore, e l'altra perché è una partita a trappola, chiaramente. Quella di Pisa è una partita in cui chi va lì convinto, vabbè, tanto questi sono retrocessi, facciamo una passeggiata, meglio che non giochi neanche perché sarebbe deleterio. Quindi faccio un pronostico: 5 punti per il Cagliari. Bene, grande. Bene, Cioè, la mi firmiamo piace, subito. Grande mi Henry. piace questo Vabbè. ottimismo del nostro decano. Aspetta, Henry, spettacolo. Beh, sì. grazie. Ma lo sapete, Grazie il mio davvero di essere atteggiamento stato con noi. il mio atteggiamento è sempre quello di essere positivi, assolutamente. Assolutamente. Molto bene. Buon molto lavoro ragazzi, alla Grazie prossima. Henry, ci vediamo presto. grazie, Un Henry, abbraccio. grazie. Ciao, buona ciao, settimana. ciao. Eccoci qua. E voilà. Insomma, ci siamo. Allora, Molto Marco bene. dice: buongiorno, vista la partita primavera, sto Retteri che non mi ha fatto impazzire, capisco perché Pisacane non lo mette ancora. Vabbè, ragazzi, non è che mentre fa differenza, fa man bassa. C'è l'adattamento, ma questo mi pare che sia scontato. Ci sono tanti casi in cui i giocatori comunque, ma poi l'ha dimostrato Pisacane con Kilixoi, l'ha dimostrato con Rodriguez, insomma, facciamolo lavorare. Mi pare che sui giovani abbia ampiamente dimostrato che ci sa fare. Anche il discorso Liteta, insomma, su questo mi pare che non ci sia alcun dubbio da questo punto di vista. L'esperienza sui giovani sicuramente ce l'ha, sta prendendo esperienza nella massima serie, e poi comunque 30 punti dopo 27 partite, più 6 dal terzultimo posto. Ragazzi, io continuo a ribadirlo, ho avuto anche qualche amico con cui ho avuto discussioni, sempre bonariamente, però ora chi comunque diceva certe cose si è dovuto ravvedere e dice: in effetti, che cosa gli vuoi contestare? Niente. 30 punti, 27 partite, al primo anno in Serie A con una squadra di giovani, con tante scommesse, con tante situazioni particolari. Mi pare che stia imparando ad allenare assolutamente Pisacane. E anzi, e sai anche da cosa me ne rendo conto? Perché a livello nazionale quest'anno il Cagliari è molto più presente rispetto agli altri anni. Quasi quanto con Ranieri. Ed era Ranieri, perché c'era Ranieri. Quindi mi pare che anche da questo punto di vista certe volte bisognerebbe essere anche un po' più soft. Ci sta, le critiche ci stanno, ma devono essere sempre critiche costruttive. Ma nel momento in cui comunque stai giocando un campionato dove non sei mai stato nelle ultime 3 posizioni, e questo non era assolutamente scontato, bisogna dar merito a Pisacane, che anche con gli errori chi non sbaglia non impara. Questo mi pare una lezione di vita. Mi pare che stia migliorando sia dal punto di vista dell'esperienza, anche dal punto di vista della comunicazione. Mi piace questa nuova massima. Hai visto? Chi non sbaglia non impara. Questa è quasi come non è tutto oro quel che luccica. No, non è tutto marrone, non è marrone solo No, quello. non è tutto oro quello che diceva, ma non è marrone solo che anche questo. Anche quello era di lunedì, della stagione. Sì, potremmo scrivere effettivamente un compendio delle tue perle. Va bene, punto. perle punto, esatto. Va bene ragazzi, allora noi vi salutiamo e chiudiamo questa prima puntata di questa nuova settimana, la prima puntata di marzo anche di Buongiorno 131. Esatto, puntata 106. Esatto, puntata 106, come la Peugeot che aveva Luca Di Leonardo quando era Peso mai Pischello. avuto. Avevo il pandino. Il Pandino 106. Anzi, ho avuto anche la 126 bis. Quindi figurati. Questa è proprio roba... Vabbè ragazzi, ho una certa, scusa. Anche 2 certe probabilmente. Stasera vi ricordo, ore 18:15 torna Cagliari Social Arena, quindi il nostro Lucone Di Leonardo insieme a Daniele Chirico, stavolta di nuovo in studio visto che è finito Sanremo, e quindi si può rifare in studio, che non c'è l'allestimento per il contro Sanremo. E poi stasera chi vuole alle 20 può andare a vedere Luca Di Leonardo giocare, se ci tiene
a rovinarvi la settimana, a prendere umido. A completamento della giornata. Esatto. Mentre noi ci vediamo invece domani, sempre qui alle 10 con Buongiorno 131, per parlare come sempre di sport sardo. Ciao Lucone. Benissimo, ci Manda la vediamo. sigla. Ciao Fra, un saluto a tutti. Sigla, ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.